sirene, un urlo che ritorna e che puzza di acqua e fango. Le sirene suonano l'allarme da Venezia a Vicenza. La minaccia del mare e dei fiumi, il pericolo alluvioni. La tempesta di Natale mette in ginocchio il Veneto nella morsa del gelo. Nel Trevigiano, a Bagnolo di San Pietro di Feletto, un'ottantenne è caduta nelle acque del torrente Cervano in piena. Il corpo, trascinato dalla corrente, è stato trovato molto più a valle, a Campolongo. Intanto a Vicenza oggi è stato revocato lo stato di preallarme. Il livello del Bacchiglione, in centro storico, torna a 1,85 m, ma solo ieri pomeriggio le acque avevano toccato il picco dei 4,56 m. Il sindaco nella riunione di giunta tira un sospiro di sollievo, pericolo scampato, ma non basta. Achille Variati guarda in prospettiva e sollecita una velocizzazione dei lavori per la realizzazione del bacino di laminazione di Caldogno, che dovrebbe essere pronto tra 2 anni, ma qui, quando piove, si contano i giorni, i minuti, i secondi, ed aspettare 24 mesi è troppo per una città che ancora porta le cicatrici dell'alluvione di Ognissanti del 2010. Così il bacino di laminazione di Caldogno assume un valore strategico perché proteggerà sì il Vicentino, ma anche il Padovano. In realtà però è tutto il Veneto che ha bisogno di essere salvaguardato. Anche dopo la tempesta di Natale restano delle situazioni di criticità in alcune zone. I livelli idrometrici di pianura risultano ancora sostenuti nei nostri corsi d'acqua e evidentemente vanno attenzionati adeguatamente. Il rischio idraulico ormai è un'emergenza in tutto il nord-est, ma il meccanismo che il maltempo innesta ogni volta è un circolo vizioso che interessa tutto il sistema, dai monti al mare. Se la zona pedemontana infatti è sferzata dalle piogge, i fiumi che scendono a valle scaricano in mare e la costa, complice lo scirocco, inizia a soffrire l'alta marea. A Caorle e a Cavallino Treporti le mareggiate hanno divorato metri di spiaggia. Al di là di, diciamo così, di materiale che viene depositato, l'Arenile si è sostanzialmente salvato. Poi ci sono naturalmente alcuni punti in cui c'è ancora un po' di criticità, ma credo che questo faccia parte della natura, insomma, quando ci sono mareggiate è ovvio che c'è anche qualche problema da questo punto di vista. Tensione anche a Chioggia e a Venezia, dove la notte di Natale è stata lanciata l'allerta con il segnale sonoro di secondo livello. L'urlo delle sirene è un urlo che rimbomba ancora oggi che la tempesta ha finito di scaricare la sua rabbia, un urlo che ogni volta che piove fa sempre più paura.